Il veneziano è stato colpito subito dopo voi, il giorno successivo. Il 22 questa azienda era già in prima linea che combatteva questa battaglia che ormai ci vede impegnati da 2 anni. 2 anni fa, poche ore dopo il tracciamento del primo caso di Covid in Veneto a Vo, la scoperta a Mira del primo contagiato nel veneziano, seguita dall'individuazione di altri 2 positivi nel centro storico di Venezia. Uno shock che aveva portato tra l'altro all'immediata sospensione dei festeggiamenti del Carnevale di Venezia in una città ancora stracolma di turisti. Si parlava di tante cose ma non si sapeva praticamente nulla. C'era tanta insicurezza e qui va ringraziata la grande operazione di coordinamento che ha fatto la nostra regione fin da subito, quando non avevamo armi, quando non avevamo nulla per lottare contro il virus. Oggi, dice il direttore generale dell'Ustra Edgardo Contato, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Attraverso un'imponente opera di vaccinazione, in appena un anno si è sostanzialmente riusciti a mettere in sicurezza la stragrande maggioranza della popolazione dalle conseguenze più serie del Covid. Una macchina organizzativa già pronta ad entrare in funzione prima che arrivassero le dosi. Il momento più difficile forse è stato quando eravamo in grado di vaccinare e non c'erano vaccini. Questo è stato veramente un momento drammatico perché si sapeva che potevamo veramente fare la differenza in quel momento e non avevamo le armi per combattere. Nella provincia di Venezia si sono contati più di 200.000 contagi che nel territorio dell'Ulster hanno portato ad oltre 1.900 decessi. Una tragedia che però, se non altro, ha contribuito a rendere più solida la nostra sanità. Se noi non facciamo esperienza da quello che abbiamo vissuto saremo proprio degli stolti. E qui abbiamo imparato tante cose, per esempio che per fare la sanità occorrono i medici e gli infermieri e ci siamo resi conto della grande necessità di competenze che abbiamo nell'ambito della sanità proprio per far fronte a momenti anche critici come questo.